Il dato che noi registriamo quotidianamente dei contagi è veramente preoccupante. Lavorare con 1000 contagi ogni giorno diventa importante e faticoso per tutti i nostri collaboratori. Anche nell'Ulster i dati sui contagi da Covid non sono confortanti. Dopo 2 anni di fatiche e di lavoro, magari abbiamo bisogno di un attimo di riposo. E invece oggi oltre 1000 pazienti, non pazienti, positivi, perché poi distinguiamo tra positivi e pazienti, e su tutto il territorio 12.400 positivi, vuol dire un grosso impatto per la comunità e soprattutto per chi se ne deve occupare, i servizi, sanità pubblica in particolare, ma anche in ospedale. Anche il lavoro nell'effettuazione dei tamponi è tornato a essere importante. Al Palexpo di Marghera se ne effettuano una media di 300 al giorno. Quello che si è dimostrato un po' con questa ultima variante è che assistiamo ad alcuni casi appunto di sintomatologia un po' più elevata, dalla febbre al corredo tipico diciamo, del raffreddamento, e tranne i casi che possono essere ospedalizzati, che hanno chiaramente una compromissione maggiore, e in alcuni casi una positivizzazione un po' più lunga, oltre i 7 giorni. Quindi persone che al 7° giorno il tracciatore pone il tampone per l'uscita dall'isolamento, risulta ancora positivo e deve ripetere dopo un altro paio di giorni. Ecco, queste sono un po' le diversità che stiamo notando. Mentre la somministrazione della quarta dose agli over 60, iniziata da qualche giorno, sta andando oltre le aspettative. La cosa che sta interessando è che in realtà il numero importante delle quarte dosi è molto vicino a quello delle prime dosi, cioè stiamo notando che c'è una fetta, e questo fa molto piacere in senso di protezione per la popolazione, che c'è una quota soprattutto tra gli ultra 60 e 80 che ha deciso finalmente di avvicinarsi alla vaccinazione. Questo fa ben sperare così nella responsabilità collettiva. Insomma. Ecco. L'altra cosa interessante è che oltre ai sistemi online di prenotazione abbiamo mantenuto l'accesso diretto che avevamo sperimentato precedentemente, che è molto faticoso per noi perché equivale a circa quasi il 50% degli accessi. Questo abbiamo visto che soprattutto sugli anziani, che magari prenotarsi online non è proprio questa cosa simpatica e immediata, sta favorendo la possibilità di aderire alla campagna vaccinale.